con Mattia Cocco alla fine di una gara che per l'esordio diciamo del nuovo corso, chiamiamolo così, insomma, non è capitata proprio la gara più facile. No, no, chiaramente non era il miglior inizio per noi, ma comunque credo che al di là di questo che il Forte sia ovviamente una grandissima squadra, noi non possiamo fornire una prestazione del genere, una figura così. Io non mi è mai capitato, mi sento di chiedere scusa ai nostri tifosi e può capitare una serata sbagliata, ma non in questo modo. Il divario non credo sia di così alto. Adesso chiaramente noi non è questo che conta per noi, le partite da vincere sono altre, ma ovviamente dobbiamo un po' registrare la partenza, insomma. Ecco, e proprio questo è il mio pensiero, no? Forse questa scoppola a inizio, forse adesso avete una quindicina di giorni per costruire la gara contro il Montebello, se non vado errato, perciò insomma, se non una diretta concorrente sicuramente una squadra, forse permette anche di lavorare con la mente su quegli errori. No, chiaramente adesso noi veniamo comunque da una settimana o comunque il periodo natalizio un po' di cambiamenti e quindi abbiamo cambiato un po' tutto. Non è quello che influisce su comunque stare in pista, perché quello, il lavoro ovviamente nuovo verrà fuori, ci vorrà un po' di pazienza e noi adesso la scopola speravamo di prenderla un po' ovviamente meno, però ci deve fare un po' ragionare e riflettere effettivamente sulle gare che a noi poi saranno importanti per raggiungere la salvezza. Montebello è una di queste per noi adesso. Anche perché insomma, il fatto che il Vercelli sia matematicamente retrocesso lascia un posto solo, con il discorso del play-out che bisogna incamerare punti per arrivare là, insomma. Sì, noi l'idea è quella di fare adesso al girone di ritorno, raccogliere più punti possibile per arrivare comunque, se fosse ai play-out, in una situazione abbastanza, dico, per giocarci, perché ovviamente dopo i play-out, essendo partite secche, andata e ritorno, ma comunque arrivare un po' appollaiati non è mai una buona cosa. Chiaramente il Vercelli adesso si è tolto e quindi sarà una corsa a 3, insomma, se poi noi ci usciamo meglio prima.